Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario l'incredibile e anche bella notizia a questo punto del ritrovamento in vita dell'escursionista Giampaolo Baggio, 31 anni, disperso da una settimana in un canalone sulle pendici del Monte Mataiur nel comune di Pulfero. Il ragazzo originario di Prestento di Torreano è stato avvistato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco in un ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma. Queste le immagini che vedete del recupero che ci sono arrivate dai Vigili del Fuoco pochi minuti fa. Il 31enne si trovava a un centinaio di metri di distanza dall'itinerario della ferrata ed è stato recuperato con l'elisoccorso regionale. Per 7 giorni sono state impegnate nella ricerca centinaia di persone, anche tra cui i tecnici del soccorso alpino. È stato richiesto il soccorso anche dei soccorritori della vicina Slovenia per fare perlustrazioni sul versante della montagna nel loro territorio e anche droni e personale specializzato giunto dal Veneto. Nei giorni scorsi si era ipotizzato di sospendere le ricerche, decisione poi fortunatamente prorogata. Dovremmo avere in collegamento telefonico con noi il sindaco di Pulfero, Camillo Melissa. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, buongiorno. Allora Sindaco, una bella notizia. Ma direi una bellissima notizia che ha dell'incredibile, veramente io devo ringraziare a nome dell'amministrazione comunale ma di tutta la cittadinanza sia locale che regionale per questo grandissimo impegno che è stato veramente un patto, tutti i soccorritori hanno fatto squadra, dai vigili del fuoco al soccorso alpino, ai volontari locali. Oggi sono mobilitati anche i nostri cacciatori. Quando ormai le speranze erano, ridotte al lumicino, grazie alla determinazione del referente che seguiva le operazioni, che ha voluto anche oggi essere presente sul posto, mi sembra che si chiami Pittioni, che è del Vigili del Fuoco, hanno individuato questo crostone roccioso dove purtroppo questo escursionista era scivolato e non riusciva a risalire e a muoversi da questa posizione. Ecco, noi abbiamo visto le immagini del ragazzo che è evidente, insomma, che stia bene con una borraccia in mano, quindi il ragazzo sta bene, non ha avuto problemi. Quando mi hanno comunicato il ragazzo sta bene, purtroppo ha delle scoriazioni sulle gambe causa la caduta e anche è disidratato in maniera incredibile perché aveva solamente una boccettina di acqua, ma era cosciente, è riuscito anche a camminare ed è stato accompagnato all'ospedale di Udine per gli accertamenti. Ecco, veramente una bellissima notizia anche per i familiari che penso oggi vivono una gioia incredibile perché hanno avuto questa notizia proprio in mattinata. Ecco, cercheremo di appurare anche nei prossimi notiziari, anche quello serale alle 19, un po' cercheremo di intervistare i soccorritori, quanto accaduto, ecco, per capire come il ragazzo è riuscito anche a sopravvivere senza bere, perché era anche disidratato. L'hai avuto notizia a tal riguardo? Sì, era disidratato parecchio, però lui aveva portato con sé una boccettina di acqua, una borraccia, non so quanto la quantità che aveva, però con questa è riuscito a bere e quindi a mantenersi in vita. Poi anche alcune notti c'è stato qualche scroscio di acqua e quindi probabilmente ha aiutato anche questo. Ecco, io volevo puntualizzare che tutti questi escursionisti che vengono nel nostro territorio e su tutte le montagne, che è importante che partano attrezzati per qualsiasi evenienza, ecco, perché purtroppo ne abbiamo dei bellissimi posti, ma sono molto pericolosi come il sentiero Palma e purtroppo il ragazzo è arrivato a un certo punto verso il picchetto numero 10, invece di perseguire per un sentiero ne ha imboccato un altro, è scivolato e è caduto in questo dirupo, lì è una zona molto molto impervia, ecco. Bene, io la ringrazio Sindaco per questa sua testimonianza. Buon Grazie, lavoro e buona giornata. Grazie a voi, io veramente una testimonianza che riempie di gioia i cuori nostri, ma penso di tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Grazie. Allora, voltiamo pagina, sono iniziati oggi i saldi estivi che dureranno fino al 30 settembre, per il commercio un'occasione di rilancio in un periodo difficile tra pandemia e inflazione. Oggi il centro di Udine si è riempito di gente, quindi le attese per ora non sono andate deluse. Sentiamo l'intervista.
Saldi. No, dobbiamo ancora iniziare, infatti stiamo andando, abbiamo un appuntamento alle 11. Ma ci sono i soldi? Allora si cerca di accorciare, però ci sono i periodi come questi dove tutto l'anno si risparmia e quindi si spende in questo momento. Sì, è conveniente, abbiamo preso delle cose che avevamo visto l'altra settimana, vestitini per usare ogni giorno. Che ha senso fare i saldi ancora? Ma a noi sembra di sì. Tutta roba presa per te? Sì. Contentata, la madre è contenta la figlia? Cerchiamo di, quando troviamo prendiamo. Conviene per forza di cose. Hai preso qualcosa di particolare? Un paio di pantaloni per andare al lavoro. Ok, l'essenziale, ecco, non si spende. Quanto spenderai per i saldi quest'anno? Ma spero il meno possibile. Il meno possibile, no, non voglio spendere tanto. Devo tenere da parte per le ferie. Un uomo che fa i saldi, che va a prendere vestiti. Ti sei appena maturato? Sì. Ti hai fatto un regalo? No, è lui, sua. Faccio il portantino io. Senti, ma si spende tanto per i saldi oppure si cerca di tenere per le proprie Chiaramente ferie? cerca di tenere, ovviamente. I soldi ci sono? Sì, qualcosina, non tanti per uscire da scuola, però Ferie oppure saldi? no, meglio andare a lavorare. Cosa hai preso? Un regalo per un amico. Quindi è il saldo momento giusto. Saldo, momento perfetto, sì, per i regali e anche un po' per rimodernare il proprio guardaroba. Ti prenderai qualcosa anche per te? Sì, certo, camicie. Avanzano un po' di soldi, ma meno rispetto agli scorsi anni. Ambulanti di Pordenone sul piede di guerra, a breve infatti entrerà in vigore la normativa Bolkestein che metterà in discussione le loro licenze per quanto riguarda gli stalli del mercato. Il vice sindaco assicura chi ha una storicità non verrà toccato. Sentiamo. Ambulanti del mercato di Pordenone in rivolta serpeggiano tra di loro malcontento e molta preoccupazione dal momento che da quando entrerà a tutti gli effetti in vigore la normativa Bolkestein nessuno di loro avrà più la garanzia di avere uno stallo a disposizione. Non siamo sicuri di poter lavorare, continuare a lavorare, quindi conseguentemente sento molti di miei colleghi che dicono che sarà anche difficile investire in qualcosa dove non sei sicuro di poterci lavorare. Ci sarà una destabilizzazione bella importante. Sappiamo che sarà un disastro totale perché per noi è una cosa, è uno tsunami. Praticamente vengono tolte tutte le certezze del nostro lavoro e non sappiamo cosa andremo a fare, insomma, di preciso non sappiamo nulla, sappiamo solamente che da sera a mattina ci possono dire tu non vieni più a lavorare o non hai più il diritto di lavorare. Il vice sindaco Emanuele Loperfido ha voluto dare tutte le rassicurazioni del caso. Coloro i quali hanno avuto una presenza, conoscono il mercato, hanno sempre rispettato le regole, saranno sicuramente tra i benvenuti all'interno di questo nuovo mercato. Faremo anche di più, cercheremo di dare molta comunicazione per dare visibilità alla nuova conformazione del mercato. Coinvolgere le imprese del territorio per realizzare il progetto di riqualificazione dell'ex Dormish a Udine. La proposta arriva direttamente dalla presidente di ANCE Udine, Angela Martina, che plaude l'iniziativa presentata dal gruppo Danieli e che chiede di prendere in considerazione per l'affidamento dei lavori le aziende del comparto delle costruzioni del territorio. Il progetto di riqualificazione dell'ex Dormish, sottolinea la presidente di ANCE Udine, ha il duplice pregio di restituire all'intera città la fruizione di uno spazio architettonico importante, oggi abbandonato al degrado, destinandone una parte significativa alla formazione di qualità dei nostri giovani. Riconoscendo la straordinaria valenza non solo economica ma anche sociale di questa iniziativa, prosegue Martina, suo ideale completamento sarebbe proprio il fatto che a realizzarla materialmente fossero le aziende del territorio. Non mi riferisco soltanto alle imprese edili ma all'intera filiera delle costruzioni del Friuli, che è sicuramente in grado di offrire competenze adeguate e concorrenziali per quanto riguarda la fornitura dei materiali, la realizzazione delle opere edili e l'impiantistica. Importanti decisioni prese dalla Giunta regionale, la prima riguarda l'approvazione finale della ciclovia turistica nazionale Trieste-Lignano-Sabbiadoro-Venezia, una delle 10 ciclovie turistiche nazionali. La seconda riguarda l'autorizzazione alla firma dell'accordo di programma per l'escavo dei fondali di Monfalcone. Sentiamo gli assessori Pizzimenti e Scocimarro. Ho portato in Giunta il primo lotto del progetto di fattibilità tecnico-economica della ciclovia appunto Trieste-Venezia. È un primo passo concreto per la realizzazione di quella che diventerà una delle piste ciclabili più importanti della nostra regione. Al di là della famosa FVG1, che è quella da Tarviso che fa il Finogrado, questo sicuramente è importantissima perché è a livello nazionale, i contributi, i finanziamenti sono arrivati dal Ministero, ma soprattutto la Regione Friuli Venezia Giulia è anche capofila rispetto al Veneto.
Il porto di Monfalcone avrà un accesso importante, 12,5 metri, verrà tutto messo in una cassa di colmata sull'ISER appropriata e soprattutto i lavori verranno fatti senza interferire con l'ambiente e con la fauna da settembre ad aprile, proprio che va nell'indirizzo dell'ecosostenibilità, quindi sì strutture portuali, ma quindi rispetto massimo dell'ambiente, però c'è anche la presenza dell'uomo e quindi le due cose vanno coniugate. Allora, torniamo sulla notizia principale con cui abbiamo aperto il nostro notiziario, il ritrovamento in vita dopo una settimana di Giampaolo Baggio, 31 anni, che è uscito sabato scorso per percorrere sul Monte Mataiure la ferrata Palma. Il recupero del ragazzo venuto pochi minuti fa sul posto. Per noi c'è Fabio Di Bernardo che ha intervistato uno dei soccorritori, Omero Amodio Pittoni. Sentiamolo in questa intervista. Allora dovremmo avere questa intervista, altrimenti possiamo andare avanti con il notiziario. Andiamo avanti allora. Andiamo avanti con la fiaccola alpina che è arrivata a Udine, simbolo centrale dei festeggiamenti per i 150 anni del Corpo delle Penne Nere. La fiaccola partita il 6 giugno da Ventimiglia, ha attraversato tutto il nord Italia entrando in regione 3 giorni fa dopo aver toccato Pordenone, Muris di Ragogna, Gemona, Cividale, Ere Manzacco. La fiaccola partita ieri da Venzone è arrivata a Udine e oggi da Udine è ripartita, lo vediamo dalle immagini, verso Trieste dove si concluderà il suo viaggio. L'anno prossimo a maggio Udine ospiterà anche la Dunata degli Alpini, di cui queste celebrazioni sono un assaggio. Vediamo qui la fiaccola degli Alpini che è arrivata al Tempio di Cargnacco nel comune di Pozzolo del Friuli. Vediamo invece se siamo in grado di mandare l'intervista del soccorritore, del ragazzo che appunto è stato ritrovato. Mi dicono ancora di no, quindi andiamo avanti con il nuovo tour di Giovanotti che ricomincerà proprio oggi da Lignano Sabbiadoro, dalla spiaggia Bell'Italia. Tra oggi e domani il Giova Beach Party che vedrà arrivare nella località balneare friulane, già sono arrivati circa 60.000 persone, queste le prime immagini, per ballare e danzare al ritmo delle canzoni che Lorenzo Cherubini e i suoi oltre 30 ospiti internazionali proporranno dai megapalchi allestiti in riva al mare. Alle 14 è previsto l'inizio dello show, proprio in attesa dell'apertura dei cancelli da questa mattina all'alba già centinaia di persone hanno iniziato a riversarsi sull'arenile accampandosi a ridosso dell'ufficio dove si terrà la data zero del 2022. Diversi disagi che residenti e turisti hanno sopportato per l'allestimento dello show in questi giorni, dalla chiusura della vicina pista ciclabile alle numerose prove audio e soundcheck. Tra le curiosità il divieto nell'area, solo in quell'area lì, di accesso al bagnasciuga allestito anche per doverosi motivi di sicurezza. Queste quindi le prime immagini e allora dovremmo avere il servizio pronto riguardo all'incredibile soccorso del ragazzo Giampaolo Baggio di 31 anni, fatto proprio pochi minuti fa dal nostro Fabio Di Bernardo, uno dei soccorritori. Sentiamo. Allora, il recupero è stato strutturato in maniera con un velivolo nostro del comparto Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale. È un mezzo nuovo che è adibito proprio a fare un recupero con il vericello. La persona è stata individuata grazie a scremature di percorsi e quando è stato individuato poi è stato appunto vericellato a bordo e portato qui a valle, poi è stato soccorso dal 118 dove l'hanno accompagnato, non so come insomma. Come stava lui? Come stava fisicamente? Lui era disidratato, però un stato di salute abbastanza buono, aveva delle scoriazioni alle gambe molto importanti, comunque penso che sia non in pericolo di vita, insomma. Ecco, dove si era fermato? Lui aveva intenzione di fare la ferrata, la via Palma, a un certo punto lui dice che non ha trovato più i segni indicatori per fare la ferrata, si è staccato procedendo su un pseudo sentiero o una traccia di animali.
Da lì è scivolato e è andato giù a valle diversi metri e grazie a Dio si è fermato in una cengia dove poi è stato individuato. Ecco, questa è l'intervista al soccorritore Amodeo Pittoni. Ringraziamo il nostro Fabio Di Bernardo, ringrazio la regia per la messa in onda. Noi ci vediamo alle ore 19 per ulteriori approfondimenti. Vi auguro buon pranzo a tutti. Arrivederci.